Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Adria, siamo in questo giardino della scuola alberghiera e sono con l'artista Andrea Pirani. Ci siamo confrontati perché è musicista blues e quindi qua c'è una sintonia abbastanza importante. Immediata. Immediata. Allora, artista, 2 anni di pandemia, 2 anni chiusi in casa, quanto avete sofferto, anzi tu in particolare, ma secondo te anche la tua categoria? Chi ha una sensibilità deve essere costretto a stare dentro in casa com'è? Beh, è stata una sofferenza che ha colpito tutte le categorie ovviamente, no? Per quanto riguarda noi, per l'arte diciamo, c'è stata una sofferenza particolare perché è collegata non tanto all'esigenza di fare delle cose, perché quella non cessa mai, c'è la spinta interiore a volere, no? Quando hai un foglio bianco davanti, l'attrazione è grandissima a volerlo modificare, a voler esprimere qualcosa. Quello invece che va a mancare è la pianificazione e la programmazione espositiva. Per ovvie ragioni la gente non circola e quindi non puoi pianificare mostre. Quindi viene a calare un po' la necessità, quella che spinge il motore per riuscire poi a creare delle opere che sai che comunque in un certo momento, in un certo luogo saranno esposte e condivise con gli altri. Per cui questo sono stati 2 anni, 3 possiamo dire a questo punto. Sì, a questo punto sì. Molto, molto difficile. L'ultima mostra importante è venuta a Parigi, ma eravamo in settembre 2019. Tu da musicista mi dicevi, la musica mi ha aiutato anche a fare la mia attività di pittore. Sì. E hai paragonato il jazz, che diciamo che è la parte finale della carriera di un artista musicista, con la pittura. Quindi tu parti con un'idea e poi alla fine essere stravolta quest'idea? Non parto da un progetto, non parto mai da un progetto. La mia pittura è molto collegata all'interiorità e quello che avvicina, diciamo, il jazz e quindi l'improvvisazione alla gestualità artistica, pittorica, ma soprattutto verso l'astrazione, è proprio il fatto che ti colleghi con l'interno di te stesso e quindi il collegamento con l'interiorità serve comunque a bypassare gli schemi mentali, no? Come nel jazz tu non puoi costruire, cioè non hai uno spartito davanti e quindi non c'è un progetto. Quindi io sono un pittore che comunque fa le cose, dopodiché le presenta e fa una mostra. Non accade il contrario, cioè che adesso comincio a fare questo e poi faccio una serie di questa tipologia di quadri. Non capita così con me. E un pittore, o perlomeno tu, come fate? Cioè fate un quadro alla volta o avete 4-5 lavori in movimento, oppure quando cominciate ne finite uno? Cosa succede? No, almeno capita, a me ma credo a tutti, che si inizia un quadro alla volta, cioè inizi un'opera e fin tanto che non senti che è finita, continui. Addirittura anche andando avanti durante la notte, cioè non c'è un momento preciso per cui puoi immaginare che quel momento lì la faccio, in un altro momento non la faccio. E proprio sono delle esigenze e fin tanto che non vengono espresse fino alla fine, puoi saltare anche il pranzo, poi salta la cena, eccetera, però c'è, almeno parlo per me, la necessità di dire è conclusa.